Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo in diretta dal Pasqualino di Carini per commentare la sfida valida per la 16ª giornata del girone A di promozione siciliana. Si affrontano Borgetto Giardinello e Margheritese, due squadre che occupano la parte centrale della classifica. È iniziata ufficialmente la sfida tra Borgetto Giardinello e Margheritese, il Futura Brolo. Ed ecco la Margheritese in promozione. Attacca il Borgetto Giardinello. C'è questa iniziativa da parte di Alfano che li ha saltati tutti. Stava facendo un Eurogol pazzesco. Alfano si è fatto tutto il campo danzando sul pallone. Davanti al portiere, recupera il pallone Landa. Dà ancora alito all'azione del Borgetto, il numero 10. Rosoni in mezzo per Danilo Terranova che può girarsi e calciare. Adesso attaccano i giallorossi, il tiro di Di Giuseppe. Doppia occasione nel giro di niente. 5 minuti, 2 palle gol per il Borgetto. Con Cardella e Cusumano mette il turbo all'azione del Borgetto. E attenzione a questo tiro da parte di Cusumano che al minuto 18 Alfano poi trova il muro davanti che si chiama Niscalco, ma rimane lì la squadra di Adragnà. Rosone che ha cambiato completamente fascia, lasciando scoperta quella di sinistra. Ancora Rosone. Ragiona, serve Cardella, un altro piazzato, un minuto più tardi rispetto all'ultima azione. E allora fischia il direttore di gara, parte Pisciotta con il destro, palo, prima reale opportunità al 22esimo per la Margheritese. Rosone a cercare sul secondo palo di Giuseppe, ci era arrivato. Altra opportunità per il Borgetto. Pisciotta la gioca subito di grande esperienza. Lupo. Il pallone per Zinna che correggiamo subito, era Sant'Annera. È mancato l'appuntamento con il gol. Poi di Giuseppe allontana dopo la debacle subita al campo ribolla di Palermo contro il Regina Mundi. Attenzione a Rosone. C'è il movimento di Terranova. Rosone, zona tiro per lui. Prolunga per Alfano, davanti al portiere, l'ha scartato il tiro! Il miracolo! Al minuto 44 ha sfiorato la rete il Borgetto. Ciancimino. Ashur, l'anno scorso alla Folgore Castelvetrano. Attenzione a questo recupero palla di Terranova. Si sta buttando nello spazio Rosone. L'ha visto Terranova, si intestardisce, calcia col destro, alto! Altra occasionissima per il Borgetto, la spreca Danilo Terranova al minuto 47. Ancora Rosone, palla in verticale, imprecisa. L'avanzata adesso di Sant'Annera che va al cross per Zinna, buca Lobaido e c'è il gol del vantaggio della Margheritese al minuto 4 del secondo tempo. Ex Villa Abate, il classe 2003. Attenzione a questa situazione pericolosa. Il cross di Landa è buono per Rosone! Era uscito malissimo Longo e ha sprecato l'opportunità del pareggio al minuto 9 il Borgetto. Mazzara va col destro, infatti cerca la porta! La deviazione vincente di Piccione che poi salva il risultato anche sul tiro di Zinna. Ciancimino la mette in mezzo, libera Lobaido. Poi Gallina e Cardella conducono la ripartenza. L'appoggio per Alfano che verticalizza alla grande per Rosone. È uscito Longo. Rosone che l'ha tirata addosso. Secum la gioca subito. Alfano, altra palla in mezzo. Longo. È un assalto. Un assedio. Mentre il Borgetto riparte. Si fa bastare 2 uomini per essere pericoloso. Perché uno di questi è Zinna. Lobaido. Poi aiuta Messina. Che supera ancora Lobaido. Messina ha avuto il colpo del KO al minuto 34 e non ne ha approfittato la Margheritese. Ma si resta lì con Zinna che passa, calcia. Borgetto che fa qua tutte le parti dietro. Poi Cardella protegge bene, lotta
il numero 8, la vuole Rosone, ancora Gallina, messo giù, calcio di rigore, Rosone contro Longo, parte Rosone, palo, ribattuta, gol, il gol è valido, è gol, ha pareggiato il Borgetto, Cusumano, vogliono far arrivare più rifornimenti possibili a Rosone, ecco la palla, regolare per il guardalinee, Rosone entra in aria, rientra, calcia! Non ci è arrivato di un soffio sul secondo palo Cardella. Alfano, Scrozzo, con grande tecnica, sul filo del fuorigioco Rosone, il cross che arriva per Cardella, poi Secum! Che gol ha fatto Secum al debutto al 93esimo, come contro il Cus, l'ha ribaltata uguale il Borgetto, 2-1, è un gruppo pazzo, triplice fischio, vince il Borgetto, 9 punti in questo 2025.